Eccoci insieme, cari telespettatori, ben ritornati qui con noi. Come sempre buon anno, ve l'ho già fatto ieri, ma ripetiamo, e buon anno anche e tanti auguri, in bocca al lupo a Luigi Sposato, presidente di Eurointerim, che però tenterà una grande importante avventura di cui ci renderà partecipi. E allora non so se dire che crepi il lupo o se dire grazie. Io in genere sono portato a dire grazie. No, va bene, grazie. Perché poveretto sto lupo deve morire, non capisco non mai. Facciamo morire. Comunque un augurio di carità. buon anno per un 2017 strepitoso anche per i nostri telespettatori. Ecco, grazie a nome di tutti. Voi come sempre potete partecipare mandando i vostri messaggi, se volete telefonare. I temi odierni saranno veramente molteplici. Partiamo con una delle questioni che sta sempre più a cuore a tutti i cittadini, agli italiani in particolare, sempre nella top 10 delle classifiche, e abbiamo come sempre il lavoro, il mercato del lavoro. Sarà perché per una serie di situazioni, il fatto sta che l'ansia, la preoccupazione del lavoro resta tra quelle fondamentali comunque. E allora io direi di partire proprio da questi dati qui, perché abbiamo i dati dell'Istat che dicono che a novembre il tasso sale all'11,9% per quel che riguarda la disoccupazione. Dati allarmanti, 39,4% dei giovani, cioè c'è un miglioramento perché gli inoccupati sembrano essere diminuiti, ci sono più persone che cercano lavoro, quindi vanno ad aumentarsi nelle file di coloro che sono disoccupati, però restano dei dati veramente disarmanti a livello europeo, cioè paesi come la Spagna e la Germania che hanno veramente numeri completamente difformi dai nostri, persino la Grecia sembra crescere da questo punto di vista e noi siamo ancora qui. Sì. E poi un po' un'analisi per quel che riguarda gli over 50, che io dico sempre grande attenzione nei confronti degli over 50 perché hanno una famiglia, impegni di lavoro eccetera, e sono quelli che peraltro ci seguono e ci scrivono. Però come mai non riusciamo, c'è stata proprio una riforma disastrosa del lavoro, quella attuata dalla Fornero, che ben sappiamo, per mettere all'angolo tutti questi giovani che so che tra l'altro stanno particolarmente a cuore anche a te. Sì, diciamo che poi la motivazione del mio progetto ambizioso su Padova nasce dal cercare di dare un futuro ai nostri figli, ecco un po' questo. Noi non possiamo non lasciare una città, un futuro migliore di come l'abbiamo preso ai nostri figli, ecco, sarebbe da incoscienti. Comunque detto questo, qual è il punto? Il punto è che si è voluto fare una riforma che andasse in maniera selettiva a cercare di dare un aiuto, tra virgolette a fondo perduto, attraverso dei decreti, attraverso delle iniziative tendenti a cercare, cioè orientati nel cercare di far aumentare l'occupazione, tra virgolette quella stabile, una occupazione un po' come un lavoro stabile, un po' come giustizia sociale, un po', ecco, quindi qualcuno ha detto che quel decreto sul Jobs Act era di destra, io invece l'ho ritenuto estremamente di sinistra quel decreto. Mi spieghi questa? Perché? Perché qual era l'obiettivo? Qual è stato l'obiettivo? L'obiettivo è dire ok, diamo qualcosina in più con gli 80 euro a chi sta male, e quindi è un concetto tipicamente di sostegno assistenziale se vogliamo, e si è cercato di sempre in maniera per far lavorare le persone attraverso il decreto, quindi della riforma del mercato del lavoro, di incentivare le aziende ad assumere, ma sempre con degli incentivi a fondo perduto, perché poi abbiamo visto che le aziende passato quell'incentivo non hanno poi continuato ad assumere, anzi sono aumentati i licenziamenti per licenziamenti di carattere disciplinare, quindi sono un 37% sono aumentati rispetto all'anno precedente, quindi questo la riforma del mercato del lavoro lo prevedeva, o almeno ha dato lo spazio anche a questo. L'errore dove è stato e dov'è? È nel non capire che bisogna dare risorse alle imprese, o defiscalizzare le imprese
e senza indicazioni del governo, senza indicazioni dall'alto, senza indicazioni della politica. La politica non ha creato posti di lavoro se non quelli per prendere dei voti, per avere il consenso. Non è un caso che chi fa il politico difficilmente, quasi mai, molti non hanno neanche mai lavorato, quindi è difficile che uno possa creare lavoro se non ha mai lavorato. Allora l'obiettivo è di dare dei soldi, delle risorse che già sono poche, quindi bisognava dare, e secondo me bisogna farlo, alle imprese che dimostrano di lavorare sull'innovazione. Ci sono delle eccellenze che abbiamo anche nel nostro territorio, ma bisogna cercare di andargli incontro. Quindi è stata una politica non corretta? Di sinistra, io l'ho vista estremamente di sinistra, perché comunque è andata a dare dei soldi, parliamo di cosa hanno dato, dei soldi a chi stava male. Attenzione, gli 80 euro vanno bene, chi ha una busta paga scarna vanno bene, a fine anno sono soldi, non sto dicendo che non sia stato giusto da un punto di vista, ma è un punto di vista di sinistra proprio, non è di destra quello. Di destra sarebbe stato invece un'attività orientata allo sviluppo, dei finanziamenti e risorse finanziarie orientate allo sviluppo. E lì la scommessa. Noi dobbiamo fare in modo di sburocratizzare la macchina amministrativa a favore dell'impresa, quindi meno vincoli, più velocità nel dare risposte agli imprenditori. Oggi un amministratore di condominio, quando ha a che fare con la pubblica amministrazione, gli vengono in mano i capelli, perché per fare una modifica, per cambiare una tegola nella terrazzo, bisogna che passi attraverso una serie di adempimenti, di nulla osta, che ecco, bisogna fare in modo, secondo il mio punto di vista, di sburocratizzare un po', di semplificare, di agevolare l'impresa, e già sarebbe un primo passo. Ma si può fare con piccole cose. Cioè, noi non possiamo, io vedo spesso anche a livello locale che ci si lamenta verso lo Stato, verso la politica, e va benissimo, spesso la politica nazionale ha dimostrato spesso di non essere all'altezza, ma a livello locale ci sono delle possibili soluzioni che possono andare a favore dell'impresa, così come sburocratizzare la macchina amministrativa a favore del singolo cittadino. Cioè, bisogna passare. Ma perché non si vuole fare, non lo si fa perché non si vuole, o perché non si è in grado, o perché ci sono degli interessi? Quello che io ho visto, e questo è valso e vale anche per altri diciamo, ruoli istituzionali di soggetti che hanno che devono mettere la firma, per intenderci, per dare il via a un'operazione o un'altra. Ho visto anche per i fondi sociali europei, per esempio, fondi comunitari. Perché? Perché spesso non li utilizziamo per eccesso di prudenza. Ecco, io credo che bisogna osare un po', bisogna anche un po' rischiare. Cioè, io in azienda, che sono il presidente di un'azienda, mi assumo dei rischi per il ruolo che ho. Quindi qualsiasi persona, anche della pubblica amministrazione, anche dei funzionari, devono assumersi le loro responsabilità. Non so se è possibile, non so se è stato fatto, ma è sicuramente una cosa che io ci penso sempre, nel cercare di capire come tutelare questi funzionari, perché spesso è il funzionario, il dirigente che mette la firma o meno, non è più il politico in ambito, non è più il sindaco su alcune cose, è il funzionario con la legge Bassanini che firma o meno. Spesso c'è la preoccupazione. Perché tutelarli? Tutelarli nel senso di, per cercare di fare in modo che il loro lavoro sia più fluido e sia meno ingessato, meno rigido. La rigidità porta alla paura, porta a rigidità porta a adempimenti più lenti, invece un po' di responsabilità devi prendertela. Vediamo come fare, e qua ribadisco da approfondire, se è possibile in qualche maniera tutelare quando ovviamente il funzionario non è in malafede, perché quando è in malafede va condannato, ma spesso, quasi sempre, sono funzionari pubblici straordinari che però non se la sentono, hanno paura, e quindi ecco là che c'è il parere del tecnico esterno, il consiglio dell'avvocato esterno, e quindi si blocca tutto. Bisogna un po' snellire, fare in modo che non ci sia, che si velocizzi un po' la risposta, sia all'azienda che al cittadino. Io credo che questo si possa fare. Si possa fare laddove, ribadisco, la scelta, la decisione in qualche maniera può essere attenuata o può essere magari, come dire, sostenuta, magari, come ribadisco, delle forme di garanzia nei confronti del funzionario. Ecco, in tutto questo, che parte
secondo te? Questo quindi il discorso qual è? Perché arrivo a questo? Arrivo a questo per dire che uno dei problemi è questo nei confronti dell'impresa. E questo già sgravare l'impresa di adempimenti già aiuta l'impresa a essere più positiva nel cercare di destinare energia allo sviluppo. Sviluppo significa lavoro. Poi sul discorso dei soldi messi per il Jobs Act, sono stati stanziati, non so, mi sembra 18 miliardi. Su 18 miliardi potevano essere investiti in attività di sviluppo, di ricerca, di analisi, dandoli alle aziende che assumevano un lavoratore in più. Bisogna fare questa operatività, bisogna essere capaci di analizzare le abilità e i talenti delle aziende e sostenere le aziende che creano realmente sviluppo, non aziende che non lo creano. E non tocco l'ambito della macchina pubblica, del carrozzone, anche lì insomma infatti, ci sarebbe tanto da dire. Ecco, quindi, infatti lì praticamente era un'altra, la domanda si collegava: quanto secondo te può avere gioco il discorso della corruzione? Perché poi anche questi dati sono emersi anche poco prima di Natale, dove il nostro paese troneggia per il livello di corruzione proprio negli ambiti della burocrazia, degli incardinamenti delle varie figure dirigenziali eccetera della pubblica amministrazione e non solo. Quindi un gioco rilevante ce lo ha la corruzione in tutto questo, in questo voler mantenere anche una specie di sistema fermo, bloccato? Guarda, io credo che per quanto riguarda la corruzione, per quanto riguarda chi delinque, per quanto riguarda immigrazione clandestina, per quanto riguarda tutte quelle forme di utilizzo della libertà scorretto, per intenderci, quindi da condannare, vanno condannati. Io credo come si potrebbe intervenire? Per quanto riguarda in generale, è chiaro che ogni ambito è diverso. Se parliamo della corruzione della pubblica amministrazione, lì forse insomma, i telespettatori ormai sapranno che molti degli adempimenti non sono più appannaggio del sindaco, della giunta o del consiglio comunale, ma sono i funzionari che poi hanno il contatto, mettono la firma. E quindi sono i soggetti che in qualche maniera potrebbero essere così invogliati a utilizzare in maniera impropria il proprio ruolo. Ecco, quindi e lì bisogna, a mio avviso, non avere alcun tipo di remora nel denunciare qualsiasi forma di abuso d'ufficio poi alla fine che si fa. Ecco, io credo che la politica paradossalmente può fare un'azione di controllo sull'operato del funzionario. Anche è vero che non c'è la firma, però voglio dire le note di indirizzo politiche, strategiche le dà la politica, quindi è giusto che la politica sappia il funzionario come si muove, cosa fa, quindi secondo me un monitoraggio, l'assessore che ha la delega a un ambito deve fare un monitoraggio sull'operato del funzionario. Probabilmente verrà fatto, ecco, ma quando è che non c'è, è un po' come il bambino, no? Certo, quando non è controllato, se può va e si prende la caramella e se la mangia di nascosto. Infatti. Se sa che i genitori stanno lì a controllarlo è un attimino più prudente. Oppure quando andiamo per strada e vediamo una pattuglia della polizia e rallentiamo automaticamente con la macchina perché temiamo di... Quindi bisogna fare anche un'azione di prevenzione, un'azione deterrente. Quindi questo per quanto riguarda, sto semplificando, la pubblica amministrazione. Per quanto riguarda altri ambiti, ecco, i discorsi di immigrazione, ecco, io credo che non debba esserci alcuna tolleranza verso chi entra in maniera irregolare nel nostro Paese. La domanda successiva era questa. Questa è una cosa che io trovo assolutamente, come trovo personalmente non corretto dire che tutta immigrazione significa delinquenza, perché non è vero, anche se le nostre carceri comunque molti sono stranieri italiani, ma ci sono anche gli italiani, quindi tutti quanti purtroppo la delinquenza vale per tutti, non bisogna avere alcun tipo di remora nel cercare di condannare nella forma più assoluta questo tipo di situazione. E quindi credo che non bisogna comunque associare immigrazione a delinquenza. Però trovo altrettanto mortificante, lo trovo veramente disgustoso il fatto che i nostri concittadini vadano e muoiono al freddo perché non hanno dove dormire. E là la domanda... quindi questa è una cosa che io credo sia indegna per uno Stato. Noi dobbiamo tutelare tutti gli esseri umani, tutti i cittadini nel caso specifico che sono in città, bianchi, neri, gialli che siano, se ci sono ci sarà un motivo, può piacere o meno, ma vanno tutelati
gli immigrati, ma vanno tutelati i richiedenti asilo, per dire, no, vanno tutelati anche gli italiani. Non è possibile che un italiano muoia di stenti o muoia al freddo, cioè noi veramente facciamo discriminazione al contrario. Cioè, ecco, io credo che se c'è in città una problematica debba essere sempre presente, ma in maniera da buonsenso, da sistemare, da condividere la problematica assieme agli altri attori che gravitano intorno al problema. Cioè, è sbagliato a mio avviso è fare delle scelte su problematiche di questo tipo solo per un discorso di consenso elettorale, o solo per un discorso di parte, ecco, o solo per alimentare certo, ulteriore tensione. Io credo che sia sbagliato. Secondo me bisogna abbassare i toni e affrontare veramente i problemi, perché ce ne sono tanti. Infatti, allora stando a problemi, dopo per carità torneremo se necessario sul discorso del lavoro eccetera. La questione degli immigrati lei ha portato tutto il centro dell'attenzione, ed è quello che andremo anche a discutere insieme ad altri ospiti questa sera in prima serata, perché come periodicamente torna ad essere l'eterno irrisolto, una mala gestione da parte del governo ha fatto sì che si siano creati questi centri assurdi con migliaia di veramente tantissime persone, e poi a pagarne le conseguenze sono coloro che vengono ospitati in questi centri, richiedenti asilo, che poi lo siano o non lo siano, anche lì risulta paradossale che ancora non si abbia la chiarezza, e poi naturalmente i connazionali che comunque vivono una situazione anche loro di difficile convivenza, insomma. Come è risolvibile la questione? Ma io secondo te cosa potrebbe essere? Quando c'è... Allora, intanto divido la problematica legata all'immigrazione, l'integrazione, l'accoglienza, io la divido in due ambiti. Un ambito nazionale, e lì è oggettivo, tutti quanti dicono che c'è stata una gestione non adeguata, e tuttora c'è una gestione non adeguata. Uso un termine buono, non adeguata, no? Però oggettivamente non siamo stati in grado di garantire le nostre coste, il nostro territorio, il nostro modo di vivere, perché in qualche maniera è stato condizionato. Ok, quindi questo è un ambito che a mio avviso è giusto che ci sia chi di competenza che deve affrontare o deve risolverlo. Io sto vedendo molto bene il discorso adesso un nuovo ministro che sta andando all'estero per creare contatti. Questa azione bisogna fare, azione di dialogo, non posso dire ok neanche non ti faccio entrare, bisogna creare un'azione di dialogo. Cioè io credo che i problemi si risolvono con il dialogo, non mettendo i muri o condannando le persone, quindi un ambito nazionale. Detto questo, poi c'è l'ambito locale, e che è un altro ambito, è un po' come in azienda, c'è una norma, delle norme di legge, e l'azienda che poi deve in qualche maniera far fronte alla propria operatività. Quando io in azienda ho una legge nuova che in qualche maniera mi condiziona, non posso dire no, non la rispetto la legge, perché bisogna, signore, le leggi bisogna rispettarle, cioè, possono piacere o meno, bisogna rispettarle. Così come se io in ambito locale ho una situazione di immigrazione con delle problematiche oggettive, evidenti, non posso dire ok, è colpa dello Stato. No, ho un problema, purtroppo per cause di altri mi diventa mio e devo cercare di affrontarlo. Come lo affronterei io? Io lo affronterei non demonizzando i soggetti, perché spesso lo si fa per questioni elettorali, perché si fa la pancia della gente e si dice ok, quello bianco, nero, terrone, polentone, no? Cioè, è sbagliato, il problema ti resta. Il problema ti resta. Come lo si affronta? Lo si affronta con il dialogo, si incontrano le parti in causa, può essere il prefetto, le cooperative, quello che è, si discute su come ridistribuire sul territorio questi immigrati, senza concentrarli e creare ghetto, perché poi alla fine chi ne paga le conseguenze sono le abitazioni intorno e anche la vita dei cittadini intorno. Si stabiliscono delle regole con i soggetti cooperative che operano sul territorio, in modo tale che queste persone vengono utilizzate, vengono controllate, e questo il sindaco può farlo, può fare delle ordinanze specifiche. Questo dialogo potrebbe, a mio avviso, consentire una
a redistribuzione adeguata in ambito cittadino, senza che ci siano delle concentrazioni. Perché qual è il problema? Che se non c'è questo tipo di dialogo e disponibilità nei confronti dello Stato, lo Stato poi con i propri organi ti impone poi la caserma con 100 persone, 300 persone, e con tutti i problemi che ci sono. Quindi certo, ecco, allora io dico, no, la problematica è molto grave, è molto importante, però bisogna affrontarla seriamente, caso per caso. Perché altrimenti se si parla solo e si dice io non lo voglio, è colpa di Tizio Caio, il problema mi resta, non è che non c'è il problema. Cosa succede? Succede che i cittadini non si sentono garantiti da chi li governa, nascono problemi, ma nasce la paura, la preoccupazione e nascono le problematiche che ci sono. E poi le persone che fanno parte, che sono diciamo, gli accolti, non vivono neanche bene la situazione, perché poi vedi il caso Cona, sono centinaia in un buco, e quindi con tutto quello che succede. Ecco, quindi io credo che la soluzione ai problemi c'è su tutte le cose, a parte purtroppo quando andremo da un'altra parte, ma c'è su tutto. Però bisogna avere la volontà di volerla risolvere, ma bisogna risolvere veramente senza preclusioni, senza magliette politiche. C'è un problema, lo si affronta in azienda quando c'è un problema, lo si affronta a casa quando c'è un problema, uno cerca di affrontarlo, no? Se tutti invece buttiamo benzina sul fuoco, alimentiamo una situazione che, ribadisco, è già difficile di sé. Assolutamente sì. No, ecco, io credo quindi che il discorso è un discorso di metodo, Elena, non è un discorso di contenuto. Il metodo del dialogo, della condivisione, con la giusta sintesi alla fine, ovviamente con i ruoli, ognuno ha i propri ruoli, sia necessario per risolvere i problemi, altrimenti il problema viene risolto da una parte solamente, e quando il problema che riguarda tanti soggetti viene risolto solo da una parte, l'altro non è mai contento, e allora cosa succede? Nasce il contrasto. Assolutamente no. Ecco, questo è un po' un discorso di metodo. Allora, vediamo un po' di riprendere anche il filo del discorso. Ci sono diverse questioni che devono essere affrontate, vediamo se con il metodo si riescono ad affrontare, che poi c'è chi invece chi rema contro, comunque chi non accetta questa possibilità anche molto intelligente di dialogo eccetera. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme.